Quel giorno era il giorno del funerale di Ignazio Poddi, una persona cara, una persona appassionata, che tutti conoscono, tutti hanno amato. E quindi ci piace queste persone anche nel momento della festa. Questa di Sant'Efisio è un momento di fede e di festa, di tradizione, di folklore, ma anche di questi valori delle relazioni personali. Quindi Ignazio ci piace ricordarlo anche adesso che diventa la festa di ciascuno di voi. E quindi con l'organetto diatonico, con Matteo Casula, 40 anni insieme, o forse anche più di 40, Meana Sardo con Sadanza, che è appunto particolare, vibrante, forte, coinvolgente, e diventa in quel luogo Sadanza meanese.